Benvenuti, oggi è venerdì 5 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 4:43 e tramonta alle 20:32. Oggi si celebra Sant'Antonio Maria Zaccaria. Il nome Antonio ha origine etrusca e significa colui che combatte. Il 5 luglio è la giornata mondiale del bikini. La più antica storia del bikini è stata documentata in un'opera d'arte chiamata La Camera delle Fanciulle, risalente al periodo diocleziano. Nella villa romana del Casale, in Sicilia, portata alla luce da Gino Vinicio Gentili tra il 1950 e il 1960. Nel mosaico vengono raffigurate donne in abiti simili al bikini, che partecipano ad attività sportive, atletiche, mentre sollevano pesi, lanciano il disco e corrono. Sono 42 le candeline per l'ex calciatore Alberto Gilardino. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ha vestito le maglie di Verona, Parma, Milan, Fiorentina e Genoa, con una parentesi anche in Cina. Occupa la 9ª posizione nella classifica dei migliori realizzatori nella Serie A. Festeggia 77 anni l'autore e conduttore TV Giancarlo Magalli. Animatore del primo villaggio turistico italiano alla fine degli anni 60, ha scritto numerosi testi per il teatro e il cabaret. È stato autore di varie trasmissioni televisive come Non Stop, Pronto Raffaella e Pronto Chi Gioca. Nella carriera da conduttore ha presentato programmi di successo come Fantastico e Mezzogiorno in famiglia. Infine, oggi compie 30 anni la modella e showgirl Soleil Sorge. Nata a Los Angeles e cresciuta in Abruzzo, è nota al pubblico per essere stata corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne nel 2017. È stata concorrente del Grande Fratello VIP 2021. Una volta fuori dalla casa è diventata opinionista a La Pupa e il Secchione Show. L'inventore pensava che questo indumento estivo potesse provocare effetti esplosivi. Colorato, a fantasia, a fascia con le spalline? Avete capito bene, stiamo parlando del bikini. Il 5 luglio 1946 il sarto francese Louis Réard presenta ufficialmente un costume da bagno femminile a 2 pezzi che lascia la pancia scoperta. Il nome richiama l'atollo di Bikini nelle isole Marshall, nel quale negli stessi anni gli Stati Uniti conducevano test nucleari. La reazione iniziale della gente è di vergogna, tant'è che si fatica a trovare una modella disponibile a indossarlo. La prima è Michelle Bernardini. Le grandi star del cinema come Brigitte Bardot e anche i concorsi di bellezza contribuiranno alla diffusione del bikini a partire dalla seconda metà degli anni 50. Una tentazione dolce può costare molto cara, non solo alla linea, ma anche al portafoglio. Pensate che esiste un dessert, il più costoso al mondo, che costa ben $25.000. Si tratta di un gelato al cioccolato realizzato con alcune delle più rare varietà di cacao e 23 carati di oro commestibile. Buongiorno ai 12, oggi è la luna che prende campo, si porta in Cancro ed è la luna più potente dello zodiaco che colora d'argento i sogni di tutti in quadratura con Nettuno, quindi questi sogni come saranno per alcuni, incubi per altri? Vediamo. Ariete, decisamente per voi i sogni hanno a che fare con una stabilità familiare, detestate oramai la fluttuanza che si genera con questi moti ondivaghi di emozioni e di bisogni che per adesso quest'area comporta. Oggi però chiederete al partner maggiori certezze perché vorrete stabilire o meno se convivere o no, o se la storia addirittura c'è o no. Toro, una luna molto amica oggi che pone l'accento sulla comunicazione. Oggi riprenderete un po' il dialogo affettivo e quindi, non esagerando con il partner, potete persino osare un po' di più, magari organizzare un bel weekend, perché no?
Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che rende la luna pratica e che vi suggerisce di essere un pochino più oculati nelle spese, soprattutto per quello che riguarda i bisogni familiari e i bisogni economici primari che avete da assolvere. Qualche scadenza un po' dimenticata chiede il suo tributo. Cancro, una giornata oggi che vede protagonista il vostro segno zodiacale, con la luna più potente dello zodiaco nei vostri gradi, che però quadra con Nettuno. Quindi questi sogni, queste impressioni, queste intuizioni come saranno per voi? O annebbiate, poco confuse? Sicuramente non volete una cosa, che qualche affetto traverso minacci o si immischi nel vostro establishment di coppia. Leone, la giornata oggi è una giornata con una luna un po' pensierosa, un po' emotiva, ponendosi in Cancro e quindi nel segno precedente al vostro e quindi nella vostra 12ª casa ideale. Qualche dubbio, qualche incertezza, ma ci penserà Mercurio con la sua dialettica e la sua arte a dipanare ancora i dubbi restanti. Vergine, la luna oggi è amica e seppure il vostro Mercurio si nasconde un po', oggi effettivamente troverete il tempo di vedere amici e di coltivare un qualche affetto nato proprio in quest'area. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che inizia con una luna di quadratura, quindi l'umore non sarà dei migliori e sicuramente volete staccarvi un po' dalle questioni familiari e quelle lavorative da cui chiedete necessariamente un break. Probabilmente avete un po' di bisogno di stare con voi stessi o occuparvi della vostra intimità. Scorpione, un bellissimo trigono dato dalla luna che vi fa nutrire aspettative, forse con una quadratura di Nettuno un po' sproporzionate, ma probabilmente oggi riuscirete a vederci meglio in termini di affetto e capire bene fino a che punto poter puntare su una persona o meno. Sagittario, la luna oggi dismette l'opposizione, per cui siete più liberi di pensare lucidamente a livello affettivo, non ci sono gli abbagli che c'erano ieri. Giove però vi chiede di puntare ancora più in alto e di ambire a qualcosa di lavorativamente più strutturato. Capricorno, a proposito di lavoro, oggi non si parla affatto di lavoro proprio perché Luna, Sole e Venere sono in opposizione, per cui oggi non ci vedete chiaro in amore. Non siate immediatamente reattivi o dubbiosi, ma cercate bene di osservare la fenomenologia del partner o delle persone intorno a voi. Acquario, la giornata di oggi dismette il trigono della luna e un po' più lucidamente consapevoli, oggi sfrutterete il trigono Plutone-Urano che accenderà un nuovo filone creativo e vi farà conoscere delle persone nuove e sorprendenti. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede una stupenda luna di trigono, in accordo peraltro con Saturno, quindi le cose solide, le cose serie, le cose importanti riescono assolutamente bene. Per i sogni invece un po' meno, proprio perché la luna quadra al vostro Nettuno, per cui oggi detesterete la confusione, il rumore e gli abbagli e le parole fabulanti di qualcuno di cui non vi fidate. Se vi dico Dolly, a cosa pensate? Vi do un altro indizio, stiamo per parlare dell'esperimento celebre che ha portato alla clonazione del primo mammifero al mondo. Il 5 luglio è una data storica nel campo della scienza, perché in quel giorno nacque la pecora Dolly, battezzata così in onore della cantante country Dolly Parton. Questo straordinario esperimento fu condotto a Edimburgo. Le prime cavie furono Megan e Morag, tuttavia non riuscirono a essere clonate con successo. Spesso sentiamo il medico dirci «sei sano come un pesce», che è strano, no? Ma i pesci sono sani? Comunque, gli inglesi hanno una frase altrettanto curiosa, fit as a fiddle, che tradotto significa sei sano come un violino. Bah. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Jean Cocteau. Era un artista eccentrico e talentuoso che faceva parte dell'avanguardia artistica e letteraria di Parigi nella prima metà del Novecento. Era bravo nel disegno e nella grafica fin da bambino.
La vita di Jean non è stata priva di difficoltà. A soli 23 anni sviluppò una dipendenza dall'oppio che lo portò a frequentare una clinica di disintossicazione ben 4 volte. L'oppio rappresentava per lui una consolazione che lo allontanava dal dolore e dalla paura della morte. Le relazioni sentimentali di Jean coinvolsero sia donne che uomini. L'attore Jean Marat, protagonista di molti film di Cocteau, fu il suo compagno fino alla morte. Ci salutiamo con la frase del giorno: chi decide cosa è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Che poi anche quello che viene considerato normale e ordinario si può sempre trovare qualcosa di magico e romantico. Vi auguro una giornata piena di curiosità per meravigliarvi sempre delle piccole cose. Io vi aspetto qui domani con l'Almanacco. Buona giornata!